fianco al Presidente regionale del Forum delle famiglie, che è la sottoscrizione ufficiale o l'adesione, diciamo così, al manifesto che il Forum ha fatto nazionale e di conseguenza regionale. Noi vogliamo ribadire che, come abbiamo già detto in altre occasioni, nel nostro programma elettorale, come Unione di Centro, come candidato Presidente, delle priorità c'è il tema della famiglia, ma non solo in campagna elettorale. La differenza sostanziale è questa: noi ce l'avevamo prima, lo ribadiamo come la nostra priorità in campagna elettorale, ma ce l'avremo anche dopo, a prescindere da qualsiasi tipo di situazione, ed è questa la differenza sostanziale rispetto alle altre del percorso. Tanto l'articolo della Costituzione del 29, la Repubblica Costituita della Famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Se parto dal PD e vado a finire alla sinistra passando da qualsiasi altra parte, credo che su questo i proclami personali o le dichiarazioni personali, che possono anche sottoscrivere perché siamo in campagna elettorale, poi non avranno nulla a che fare realmente con il loro percorso amministrativo e ancora di più col proprio percorso personale, ma il quoziente familiare regionale è nel nostro programma. Si può fare, visto che a livello nazionale l'hanno promesso e non ce lo fanno fare. Quoziente familiare significa, banalizzo, far pagare meno tasse alle famiglie, partendo da quelle che chiaramente più figli uno ha, meno tasse uno paga, quindi un sistema di aiuto e sostegno strutturale alla famiglia, non fine a se stesso. Quando c'è un anno una risorsa, il giorno dopo non c'è più, e parla uno in Veneto, avendo fatto l'assessore alle politiche sociali, conosce bene questi aspetti. Parlo di sostegno alla famiglia rispetto alla famiglia come risorsa. Io l'ho proposta da assessore qualche anno fa, ormai 95-96 mi pare, adesso vado a memoria, era una proposta di legge, tra l'altro vista, discussa in maniera, ci siamo anche confrontati per mesi con i forum regionali, provinciali, con le altre associazioni chiaramente che ci sono, anche quelle di genitori all'interno delle scuole, l'AGI, eccetera, ed è nato un progetto di legge condiviso. Condiviso significa partecipazione, significa aver fatto anche dei confronti, eccetera, cosa che oggi mi sembra che qualcuno continuamente non lo vuole fare e non accetta di fare. Ecco. Questa proposta di legge purtroppo, lo dico, la mia stessa maggioranza in regione l'ha lasciata nei cassetti, il che significa che la mancanza di un'area come la nostra all'interno di un territorio così importante, dove la solidarietà e l'attenzione verso il bene comune, che è uguale alla famiglia, che è stato anche l'unico oggi ammortizzatore vero sociale di un momento di crisi. Io ricordo due aspetti, tanto per vedere i numeri, visto che è passata la crisi, qualcuno dice, e oggi la famiglia, anche se fa da ammortizzatore sociale, può andare in difficoltà rispetto a questo. 105.000 unità che oggi sono disoccupate in Veneto, più punti, 105.000 disoccupati, di cui 33.000 risultati licenziati nel 2009 da questa crisi, 30.000 circa che hanno avuto la cassa integrazione speciale, eccetera, che oggi stanno invece andando verso la chiusura della cassa degli ammortizzatori sociali, e gli altri che sono in cerca di occupazione, o giovani o in età matura.